Senz'altro un'opportunità per gli operatori commerciali del centro, infatti stiamo pensando di fare una notte rosa in cui saranno aperti anche i negozi oltre che i bar, ma io direi che è anche un'opportunità per segnalare Montebelluna a livello nazionale. I mesi scorsi abbiamo goduto dell'attenzione della stampa per la nostra candidatura a Città Italiana della Cultura. In maniera quasi imprevedibile siamo riusciti a entrare tra le città finaliste a fianco di nomi straordinari come Palermo, Trento, Ercolano. Oggi questo appuntamento diventa un'occasione in più per dimostrare che Montebelluna è una città ricca di iniziative, grazie anche all'apporto dei nostri imprenditori. Bossembiante è qui perché è un'azienda che produce materiali per il ciclismo e questo significa che la passione nel lavoro poi si traduce anche in impegno sociale e anche questo è un elemento distintivo del nostro territorio.